Buongiorno a tutti, benvenuti all'ultimo appuntamento del ciclo di webinar Incontrando il Territorio. Oggi ho l'onore e il piacere di moderare quest'ultimo webinar che si intitola Produzione e gestione dei database geotopografici a diverse scale territoriali. Io sono Pierpaolo Milan, mi occupo di informazione geografica da 25 anni. Ho avuto anche il piacere di collaborare e di lavorare a supporto dell'ufficio cartografico, del servizio cartografico della Regione del Veneto per circa 15 anni. Attualmente mi occupo di project management e strategic management, sempre in ambito geografico per conto della pubblica amministrazione centrale e locale. Vado a illustrarvi la scaletta della giornata. Avremo 3 interventi. Così avremo il tempo, visto che è l'ultimo appuntamento di questo ciclo, di fare sintesi a fine mattinata. E quindi abbiamo pensato con gli organizzatori di fare una tavola rotonda a cui parteciperanno i relatori di questa mattina e così dare spazio al confronto e alle domande, che di solito arrivano numerose. Oggi avremo anche più tempo per
per confrontarci. Vi leggo i titoli degli interventi di oggi, c'è anche uno scambio, un'inversione rispetto al programma, ma vi vado a leggere subito. Le attività della Regione per i database topografici, prospettive e sinergie del territorio. Questo è il primo intervento. Interverrà il dottor Umberto Crivelloni con la dottoressa Alessandra Amoroso. Qui non servono presentazioni, sono i padroni di casa, avete ben imparato a conoscere in questi appuntamenti. Il secondo intervento è il database geotopografici al servizio delle comunità, i progetti e le esperienze nazionali. Interverranno il dottor Pierluigi Cara, funzionario del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il dottor Claudio Mazzi, responsabile tecnico dell'area geografica della CISIS. E alla fine l'ultimo intervento sarà il mio, dal titolo L'evoluzione dei database geotopografici per uno sviluppo sostenibile dei sistemi di gestione del territorio. Bene, io a questo punto lascio la parola a Umberto Crivelloni per il saluto iniziale e la prima relazione. A più tardi. Grazie Pierpaolo, buongiorno a tutti. Prima di cominciare a condividere con voi un breve PowerPoint relativo all'intervento in programma, vorrei collegarmi a quello che ha detto l'amico Pierpaolo Mila nella parte introduttiva, dicendo che oggi effettivamente è l'ultimo appuntamento di questo ciclo che ci ha dato molte soddisfazioni, ci pare che sia andato bene, però in qualche modo avremo anche un post-season, lo dico subito, e alla fine del mese di aprile o al massimo nei primi giorni di maggio ci sarà un altro appuntamento organizzato congiuntamente con il Comune di Vicenza, a cui parteciperanno anche altri comuni per discutere temi simili a quelli di cui parliamo oggi, ma naturalmente con una maggiore attenzione dedicata a quelle che sono proprio le esigenze che giungono dal territorio, che in qualche modo è in linea con l'idea che ha ispirato anche questo ciclo di webinar, che non a caso appunto ha come titolo principale Incontrando il territorio. E prima di ulteriori commenti che poi avremo modo di completare, di sviluppare anche nella parte finale di questo webinar, anche basandoci sulle domande che verranno poste dagli ascoltatori, vado a condividere la presentazione. Vi chiedo come al solito un momento di pazienza. Ecco, come vedete l'intervento di cui mi occupo oggi recita le attività della Regione per i database geotopografici, prospettive e sinergie col territorio, quindi questo aspetto è sempre molto ribadito. L'indice di questa presentazione, che vi ripeto sarà molto asciutta, lo potete vedere. Parleremo rapidamente dell'evoluzione della CTR, la carta a database, le caratteristiche del database geotopografico nell'ambiente dell'infrastruttura dati territoriali, di cui abbiamo parlato già altre volte ed è il filo conduttore della nostra attività da un punto di vista strategico. Poi faremo un cenno al contesto culturale per l'informazione geografica, quindi non soltanto gli aspetti di ordine tecnologico e metodologico. Infine una slide sulle prospettive e sugli possibili aggiornamenti normativi che vediamo in qualche modo opportuni in tempi anche piuttosto rapidi. L'evoluzione della CTR, la carta database, vediamo qua quello che io definisco il primo periodo. Vedete, tra la fine degli anni 70, con la legge 28 del 76, e i primi anni 90, la carta tecnica regionale è prodotta soltanto in formato cartaceo. Qui vediamo naturalmente un esempio di un output, di un layout noto a tutti, direi tra virgolette tradizionale e assolutamente rigoroso secondo i canoni previsti. C'è poi un secondo periodo, che è quello appunto che va dai primi anni 90
fino alla metà degli anni 2000 circa, anche un po' dopo, che è la produzione di carte in formato numerico, quindi compare quella che siamo abituati a sentire come CTRN, cioè cartografia tecnica regionale numerica. È vero che si tratta naturalmente di un prodotto diverso, come si evince anche dall'immagine che ho rubato all'amico Alberto Grava, che avete già avuto modo di vedere in un'altra presentazione, in un altro dei nostri webinar in cui trattava questi argomenti che io qui tratto in maniera molto sintetica. Chiaro che cambiava la modalità di fruizione, non è più un supporto cartaceo ma un supporto digitale, però molte delle impostazioni, direi culturali, proprio di quadro generale della rappresentazione degli oggetti sul territorio restavano analoghe, simili, quantomeno a quelle della carta stampata. Come vedete cambia la fruibilità del prodotto e l'organizzazione delle informazioni, che diventa ovviamente per livelli, come tutti sappiamo, facendo riferimento alle codifiche approvate nel 1992. Ecco, mentre vi racconto queste cose, direi note solo per introdurre il ragionamento, mi vorrei dire una cosa un po' per interrompere la formalità. Anche Pierpaolo prima si è presentato e ha parlato della sua esperienza, che è molto lunga. Non so se si è capito bene, si parla di 25 anni, non 5, perché l'ha detto mangiandosi un po' la parola. Ecco. Quindi lui ha visto tutta questa evoluzione, come molte delle persone che lavorano in questo campo e anche molte delle persone che sono collegate oggi. Si tratta di evoluzioni estremamente importanti e avvenute anche in tempi piuttosto rapidi. Da qui la necessità di avere adeguati tempi di risposta per poter soddisfare le esigenze che mutano, come abbiamo peraltro detto già in occasione del primo webinar. E nelle prime due fasi di produzione cartografica, quindi sia quella di carta in senso stretto sia quella di cartografia numerica, sono stati rilevati più volte le varie parti del territorio veneto, sempre con la suddivisione per lotti di produzione. La produzione era quella tradizionale, alle scale 1 a 5.000 e 1 a 10.000. Il terzo periodo di questo percorso evolutivo, da carta a database, prevede dalla metà degli anni 2000 la produzione in forma di database, prima a livello sperimentale e poi a livello ordinario, come accade adesso. Nell'immagine che vedete a destra vedete la distribuzione dei database disponibili, realizzati nel tempo, quelli con il bordo rosso. Anche questa immagine mi è stata gentilmente concessa in prestito, direi, dall'amico Alberto Grava. Vedete le ultime due produzioni, che sono il comune di Schio e il comune di Treviso. Ecco, c'è da aggiungere, vedete nell'ultimo capoverso, che in questo periodo sono state introdotte le scale 1-2000 per le aree urbanizzate, questo per supportare l'azione pianificatoria dei comuni, dopo l'entrata in vigore della legge 11/2004, che introduce, come tutti sappiamo, i sistemi informativi territoriali per le attività legate alla pianificazione a scala locale e non solo. E contestualmente viene introdotta anche la perimetrazione dei lotti, non più su gruppi di elementi e sezioni, ma con i limiti amministrativi delle comunali, dei territori interessati. Prima accennavamo i lotti di produzione, questi sono quelli del database geotopografico, li vedete elencati nella tabella a destra. I database sono stati prodotti con specifiche che hanno subito un'evoluzione nel tempo, fino ad arrivare alla stabilità che ci è stata fornita dal decreto ministeriale 10 novembre 2011, che è uno dei 4 documenti, diciamo atti normativi tecnici che regolano la produzione e la gestione dei dati geografici in Italia. E come potete vedere, al momento quasi il 70% del territorio è interessato a questo tipo di struttura dati, e sono in programma a breve alcune altre realizzazioni, ad esempio quella del territorio del Consiglio Bacino Brenta, che è interessato poi a livello operativo dall'azione di ETRA, e poi nell'area di Cortina d'Ampezzo e comuni limitrofi. Si tratta di situazioni particolari: da un lato la necessità di aggiornare database topografici già presenti per scopi operativi, come appunto la gestione di reti di vario tipo, dall'altro l'importante, come posso dire, incidenza di attività
su un territorio che sarà oggetto del grande evento appunto delle Olimpiadi del 2026. Scorriamo molto rapidamente alcune immagini per i pochi che non dovessero avere familiarità con questo tipo di attività. Qui vediamo un piccolo esempio, un estratto di cartografia tecnica raster, che anche se questa è derivata da un prodotto digitale, però non si presenta in modo molto diverso da quello che è una carta stampata tradizionale. Diverso è il caso dei database geotopografici, dove abbiamo una situazione completamente diversa. Qui si evidenzia il fatto che al di là dell'aspetto grafico c'è la possibilità di interrogazione naturalmente degli oggetti, quindi siamo in un ambiente GIS, in una logica completamente diversa. Abbiamo ancora un esempio: oltre alla possibilità di interrogare c'è la possibilità di evidenziare, di estrarre, di analizzare, di fare analisi territoriali, statistiche e quant'altro anche su singole categorie di oggetti. In questi casi vediamo evidenziati i portici di Venezia, i sottoportici, qui i ponti. Qui una situazione un po' particolare, molto atipica, insomma peculiare più che altro di Venezia, della sua laguna, che sono i pali che servono per ormeggiare le imbarcazioni, e nella laguna aperta servono anche per delimitare i canali, le aree navigabili, quindi quelle che si chiamano bricole. Ecco, vediamo un po' quali sono le caratteristiche del database geotopografico in un ambiente SDI, in un ambiente di DT. In un ambiente di questo tipo i dati devono essere omogenei e quindi bisogna trovare un modo di superare la divisione per lotti, quindi non è più pensabile di portare avanti un aggiornamento a rotazione di lotti interi, bisogna piuttosto ragionare per strati informativi, che pur mantenendo rigorosi canoni geometrici e topologici, come scrivo qui, che naturalmente trovano riscontro in quanto si dichiara nei metadati, devono rispondere anche a esigenze di risoluzione temporale. E questa è l'organizzazione adeguata per un vero database geotopografico che assume il ruolo di cardine di tutte le altre informazioni geografiche. Questa è una tendenza in atto naturalmente da parte di moltissime regioni e realtà nazionali, appunto di superamento del rilievo così com'è dell'intero dato, diciamo, di base di una porzione di territorio, verso invece una visione più integrata e più complessiva del territorio di competenza. Questo dipende anche, apro una piccolissima parentesi, dipende anche non soltanto dalle strutture dati diverse, ma anche dalle metodologie di rilievo diverse, nel senso che quando si è cominciato a fare database topografici era anche l'epoca più o meno in cui si cominciava a fare cartografia usando dati di posizionamento satellitari. Di conseguenza il livello di precisione è molto più alto rispetto a prima con i sistemi ottici, di conseguenza non ha più senso fare levate di cartografia ex novo ogni 10 anni, ogni 15 anni. È molto più importante trovare un sistema di aggiornamento continuo dei livelli informativi. Ci stiamo avviando già alla conclusione. Qui alcune frasi sul contesto culturale per l'informazione geografica. Per sviluppare i processi descritti di cui abbiamo parlato poco fa, è necessario aumentare i rapporti con altri soggetti interessati che lavorano sul territorio. A questo proposito abbiamo sviluppato molte iniziative nel tempo. Questo parlo naturalmente non soltanto degli ultimissimi anni, ma direi degli ultimi 15-20 anni. Molte di queste iniziative sono ancora in corso, molte si stanno cominciando a stringere adesso con comuni, consorzi e altre realtà locali. Ne ho parlato in occasione del primo webinar e, come vi anticipavo prima di cominciare a scorrere la presentazione, proprio in questo quadro si pone anche l'iniziativa di fare un webinar congiunto appunto tra circa un mese. Inoltre è sempre più diffuso il miglioramento dei dati dei database geotopografici attraverso contenuto informativo derivato da altre banche dati o da altre categorie di rilievi. Cito il LIDAR, i satelliti, ma ce ne sono anche molti altri. Questo è un altro aspetto decisivo. Per avere dati freschi, dati adeguati, bisogna trovare il modo di mettere assieme risorse diverse, quindi non più soltanto la restituzione da rilievo aerofotogrammetrico, ma anche sistemi diversi. La contaminazione del dato, la chiamo così, consente di rispondere più velocemente alle molte e diversificate esigenze dell'utenza. Consentitemi questa frase un po' provocatoria, ma forse è meglio esporre 3 milioni di edifici
con errori al 2% piuttosto che non esporre nulla in attesa addirittura dell'errore a zero. Questo è un problema che c'è spesso, direi non soltanto nel nostro settore ma in molti campi. La ricerca della perfezione a volte provoca delle lungaggini intollerabili, soprattutto in un'epoca in cui l'utenza si sta allargando sempre di più, non è più strettamente tecnica, ma a volte diventa anche molto generalista, quindi essendo generalista è abituata ad avere a che fare con altri tipi di fornitori di servizi come sono i grandi player privati, Google e compagnia bella. La contaminazione fatta bene può comportare la necessità di superare la divisione tra cartografia di base e tematica. Questo è un altro aspetto di grande interesse, credo di averne già fatto menzione in altre circostanze. Diventa sempre molto più complesso capire o meglio tenere separati questi due ambiti, poiché quello che una volta era considerato cartografia di base ora si va sviluppando sempre di più su tematismi specifici. Pensiamo ad esempio appunto alle carte che rappresentano la copertura del suolo, gli usi del suolo, l'agricoltura e quant'altro. Per manovrare, non nel senso illecito del termine, visti i tempi che corrono, ma per manipolare in senso buono, elaborare, maneggiare meglio i dati geografici è preferibile l'utilizzo di specifiche tecniche agili. Qui insomma è chiaro il riferimento alle specifiche cosiddette di sintesi, di cui vi parlerà sicuramente dopo in maniera molto più estesa e competente Claudio Mazzi, che è stato già presentato prima da Pierpaolo Milan. Faccio soltanto una piccola aggiunta, ne abbiamo parlato già altre volte, vedete c'è anche il logo nelle locandine di questa iniziativa. Claudio Mazzi è responsabile tecnico appunto per l'area geografica del CISIS, che è il Centro Interregionale per Sistemi Informatici e Statistici, che sempre da moltissimo tempo porta avanti numerosi progetti a beneficio di tutte le regioni e di tutti gli enti collegati. In conclusione, vediamo veramente alcuni piccoli slogan sulle prospettive e sulla necessità di rinfrescare le norme. Innanzitutto, secondo noi, di collaborazione con gli enti territoriali per avere una vera infrastruttura dati territoriali condivisa. Bisogna lavorare su maggiori integrazioni fra dataset di fonte diversa, e qui mi ricollego a quanto abbiamo detto parlando ad esempio di satelliti. Sono sempre di più le fonti informative sempre più ricche, ma ci sono anche altri tipi di fonti informative geografiche molto importanti, pensiamo ai sensori a terra o ad altre situazioni di questo tipo. Poi bisogna contribuire alla stesura di specifiche tecniche adatte, e per far questo bisogna stare nei tavoli dove queste si decidono, dove ci si confronta, dove si cerca di fare sintesi e di produrre il meglio possibile. Bisogna potenziare sicuramente il ruolo della SDI e di IDT come ecosistema strategico, non soltanto informatico. Ecco, qui ci rendiamo, come posso dire, ci colleghiamo appunto ai ragionamenti di ordine strategico che abbiamo fatto più volte. IDT non va visto solo come un ambiente appunto tecnologico, per quanto sofisticato, però va visto come un'idea strategica generale che in qualche modo sta intorno all'oggetto fisico. Bisogna, a mio modo di vedere, avviare la riforma della nostra legge di base, che è la 28 del 16/276, formazione della carta tecnica regionale. E per renderla più adeguata al rinnovato scenario tecnologico e meteorologico, è inutile dirlo, ma anche per rafforzare la centralità condivisa di IDT. Ecco, questo è un aspetto molto interessante, si ricollega, vedete, alla prima frase, no? Una IDT condivisa. Cosa intendo dire con questo? Che IDT deve essere meglio riconosciuta da un punto di vista normativo, sicuramente deve, per potersi sviluppare in modo adeguato, deve poter raccogliere più facilmente i contributi che arrivano da fuori. Su questo non c'è alcun dubbio. D'altro canto però deve essere anche riconosciuta una centralità che, ripeto, non è un centralismo, è una centralità di questo sistema di gestione e condivisione dei dati, la cui gestione deve essere naturalmente molteplice, multipla e non affidata a un unico elemento, un unico soggetto. Infine bisogna promuovere l'aggiornamento anche degli atti di indirizzo tecnici della legge 11 del 2004, che regola appunto il governo del territorio e il paesaggio, al fine di facilitare la condivisione dei dati tra enti, quindi ci ricolleghiamo sempre al medesimo discorso, riducendo l'impegno che viene richiesto a questi enti e incrementando i benefici informativi per tutte le parti coinvolte. Quindi comprendete che
la dinamica è sempre la stessa di cui parlo già dall'inizio di questa presentazione. Ecco, io sono arrivato alla conclusione, quello che mi preme aggiungere proprio come elemento finale è questo. Fin dall'inizio del ciclo di webinar abbiamo visto come sia difficile fare ragionamenti tecnici senza prendere in considerazione anche gli aspetti di scenario, gli aspetti strategici e quant'altro. Proprio per questo motivo ho voluto concludere con questo accenno alla necessità di modifica e di aggiornamento delle norme, perché alla fine soltanto con un'azione di questo tipo si possono effettivamente introdurre dei cambiamenti, degli aggiustamenti, dei miglioramenti nei flussi di cui parliamo sempre. Vi ringrazio, tolgo la presentazione. Grazie Umberto, naturalmente nella logica dell'ultimo incontro hai già introdotto alcune tematiche molto interessanti che io riprenderò e rilancerò. Credo che la sintonia di questo ultimo webinar insomma ci aiuterà poi a stimolare anche tutti i nostri partecipanti. E ora passo la parola al dottor Claudio Mazzi con la presentazione database topografici al servizio delle comunità, progetti e esperienze nazionali. Grazie. Prego. Buongiorno a tutti, condivido la presentazione. Si vede? Sì, vai Claudio, perfetto. Perfetto. Buongiorno a tutti, sono Claudio Mazzi del Comitato Permanente per i Sistemi Geografici del CISIS. Volevo introdurre, come già detto da Umberto Trivelloni, la strutturazione attuale prevista dalla normativa per i dati territoriali, quindi con il decreto ministeriale del 10 novembre 2011 finalmente è stato definito, sono state definite quali sono le specifiche di contenuto per i database geotopografici. Il CISIS, insieme a tutti gli enti regionali e ai diversi gruppi di lavoro, ha prodotto nel 2016 ha concluso un iter che ha portato ad una revisione di alcune parti del catalogo e alla produzione di linee guida, poi pubblicate da Agid e recepite all'interno del decreto stesso. Queste modifiche sono state apportate sulla base delle esperienze fatte nei 5 anni diciamo successivi all'uscita del decreto, sulla base quindi delle effettive esperienze di produzione di database geotopografici da parte di regioni e province autonome che hanno effettivamente applicato queste norme. Ora, la situazione italiana è piuttosto variegata, quindi a parte le produzioni geotopografiche più recenti che hanno adottato quindi la struttura prevista dal decreto del 10 novembre 2011, molte altre regioni e province utilizzavano invece, avevano delle produzioni di buona qualità, anche piuttosto aggiornate, ma organizzate secondo specifiche precedenti. Qui per esempio vediamo il famoso documento 1007 dell'intesa GIS, che erano le specifiche precedenti che erano state adottate da diversi enti, diverse regioni per la produzione dei propri database. Inoltre, come si vede dalla figura di sinistra, la specifica prevista dal decreto del 10 novembre 2011 è molto complessa, è molto articolata e ha una profondità notevole. E quindi i dati strutturati secondo questa specifica si sono rivelati di difficile utilizzazione soprattutto per gli enti locali minori come i comuni, comunità montane, che chiedevano la possibilità di utilizzare questi dati in maniera più semplice. In particolare i comuni hanno una particolare attenzione chiaramente all'edificato e alla viabilità stradale dalla numerazione civica, che sono i dati che interessano maggiormente gli enti
minori. Per cui all'interno del piano attuativo 2018-2019 il CPSG, il Comitato Permanente per i Sistemi Geografici del CISIS, nell'ambito del progetto interregionale Infrastruttura interregionale geografica di valenza nazionale, azione, linee guida e strumenti condivisi, ha progettato la realizzazione di una specifica di contenuto cosiddetta di sintesi, orientata quindi alla semplificazione e sintetizzazione di alcuni strati informativi, in particolare dello strato viabilità, mobilità e trasporti e dello strato immobili ed antropizzazioni, in modo da poter intanto adeguare ad uno standard comune le produzioni geotopografiche e la disponibilità di dati da parte di più enti possibili. E in più appunto rendere questi dati più semplici, da rendere l'utilizzazione di questi dati più semplice ed estendibile a un maggior numero di soggetti, sia locali che nazionali. Quindi si è operato fondamentalmente sui temi, cioè sugli strati, quindi mobili, antropizzazione, viabilità, mobilità e trasporti. In più è stata effettuata una revisione molto corposa del tema toponimi e numeri civici, dal momento che nel frattempo era uscita la specifica della banca dati ANXU di Istat, cioè l'Anagrafe Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane, per cui in accordo con Istat abbiamo adeguato la sezione della specifica nazionale che prevedeva una strutturazione dei dati particolare per la toponomastica stradale e la numerazione civica, l'abbiamo adeguata a quelli che sono invece a quella che è la struttura dati prevista da Istat nell'ambito del progetto ANXU. La specifica quindi è stata realizzata da un gruppo di lavoro apposito del CPSG, che è quindi composta da tutte le regioni e province autonome d'Italia, e in particolare poi la redazione è stata curata dal gruppo di supporto per i database geotopografici interno del CPSG. Quindi questa specifica è stata pubblicata, al momento è scaricabile dal sito del CISIS, è stata formalizzata utilizzando anche la GeoML Methodology di cui sono stati fatti diversi cenni nei webinar precedenti, e qui vediamo per esempio la sintetizzazione delle categorie tematiche all'interno della specifica di sintesi. Quindi vediamo che lo strato immobile antropizzazioni, per esempio, da 20 classi previste nel catalogo del decreto del 10 novembre 2011 viene portata a 3 classi. La viabilità, mobilità e trasporti da 13 passa a sole 5 classi. Inoltre la specifica nazionale prevedeva tutta una serie di replicazioni geometriche, per esempio la geometria del tratto stradale veniva a sua volta replicata nella rete stradale, veniva replicata anche nella toponomastica stradale e nelle estese amministrative. Tutte queste replicazioni geometriche all'interno della specifica di sintesi sono state sostituite da relazioni logiche, quindi il dato geometrico è uno e uno solo, collegato poi logicamente con tutte le altre informazioni correlate. Quindi, una volta approvata e prodotta questa specifica di sintesi, il CPSG internamente ha iniziato la realizzazione di un geodatabase in formato PostGIS, che sulla scorta di un progetto del centro interregionale dei primi anni 2000, che fu una delle prime esperienze di sintesi nazionale di dati geografici, che era il DB Prior 10K, questo nuovo progetto è stato ribattezzato DB Prior 2.0. È stata fatta un'acquisizione in corso ancora di tutte le informazioni geografiche relative all'edificato e della viabilità per tutte le regioni e province autonome, utilizzando il dato più recente possibile, e quindi è stato iniziato il popolamento effettivo del database. Quindi è stata realizzata per ora in fase di completamento la copertura nazionale dell'edificato e dei manufatti. Chiaramente le scale sono scusate, piuttosto varie,
quindi perché corrispondono a quelle dei dati di origine, quindi dei database regionali, e vanno chiaramente da scale 1 a 2000 in scale 1 a 10.000. Al momento sono stati importati, come vedete qui dalla situazione della copertura nazionale, dati di tutte le regioni e province autonome, tranne 3 che sono comunque in corso di acquisizione oppure sono ancora in corso di produzione. Per esempio per la Valle d'Aosta sta producendo in questo momento il proprio database, e quindi quando sarà pronto verrà conferito anche questo ed entrerà a far parte del DB Prior. Al momento il database consiste in, come vedete, più di 34 milioni e mezzo di oggetti tra edifici e manufatti, e poi le unità volumetriche di cui parleremo nella seconda parte. Ogni oggetto all'interno di questo database è opportunamente metadatato e soprattutto conserva l'UID, cioè l'identificativo universale unico del dato originale, in modo che sia sempre possibile il collegamento logico, quindi sia sempre possibile in qualche modo risalire all'oggetto originale del database regionale o di provincia autonoma che l'ha prodotto e quindi fornito per riempire il DB Prior. Il fatto di utilizzare, di conservare l'UID originale consente anche di agevolare gli aggiornamenti, quindi nel momento in cui un ente produce un aggiornamento potrà indicare gli UID, per esempio, che vengono cancellati per oggetti che non sono più presenti sul territorio, più tutta una lista di nuovi oggetti che verranno invece inseriti all'interno del database. Quindi è proprio per questo sono state realizzate delle procedure che ora stiamo testando con alcune regioni che consentono di conferire automaticamente all'interno del DB Prior tutti gli aggiornamenti delle classi previste. Quindi delle procedure che partendo dalla struttura prevista dal decreto il 10 novembre 2011, quindi la struttura del National Core completa, effettuano un mapping di tutti gli oggetti, quindi di tutti gli attributi di tutti gli oggetti, verso la specifica di sintesi, e vanno a aggiornare, sostituire o completare, integrare il DB Prior. È attualmente oltretutto in fase di studio la possibilità di realizzare un servizio WebGIS. Pensiamo un qualcosa di simile a un VFS, per ora stiamo testando ad esempio i Vector Tiles, per consentirne la fruizione libera in ambiente GIS, per cui utilizzabile da tutti i sistemi e da tutte le organizzazioni, enti che ne abbiano la necessità, con particolare attenzione anche all'utilizzabilità su sistemi mobili. Passo quindi la parola al collega Pierluigi Cara di Protezione Civile, che ci illustrerà il loro progetto. Disattivo Grazie Claudio. la presentazione. Benissimo. Io appunto sono Pierluigi Cara e proseguo la presentazione che aveva avviato il collega Claudio del CISIS, e spero che la possiate già vedere. Sì, tutto ok. Perfetto. Ecco, dunque, io appunto mi presento e sono funzionario del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio. Pierluigi, Sì? Pierluigi, scusami, ti sentiamo un po' basso. Sì? Ok, allora alzo il microfono. Scusami. Va meglio così? Va meglio, se puoi ancora di più è meglio ancora. Ok, proviamo. Benissimo. Ecco, l'argomento che introduco apparentemente sembra distanziarsi molto da quello che appunto fino adesso è stato trattato, però in realtà vedremo fra poco che c'è uno stretto collegamento.
E chiaramente lavorando nella protezione civile la nostra attenzione è legata ai rischi naturali e uno tra i più importanti che trattiamo purtroppo è quello legato al rischio sismico. Come vedete bene da questa immagine che risale al 2016, siamo a poco più di un mese dalla scossa, quella del 30 ottobre, che colpì molto duramente l'Italia centrale. Qui siamo appunto nella piazza del Duomo di Norcia, vedete sulla sinistra l'immagine della devastazione che comportò quella scossa, con il disastro soprattutto nella Basilica di San Benedetto. E quello che vedete a destra in realtà, e lì ci colleghiamo appunto col discorso fin qui fatto, è l'esito della campagna di rilievo del danno effettuata utilizzando la cartografia disponibile, in questo caso siamo nel territorio della regione Umbria, e vedete appunto questi poligoni di contorno azzurro con dentro questi poligonini più piccoli che hanno diversi colori. E in realtà, e qui incominciamo a familiarizzarci con questi oggetti, nella terminologia del rilievo del danno, questi sono appunto gli aggregati strutturali, cioè questi contenitori che sono di fatto aggregati edilizi, e le unità strutturali su cui vengono fatti sopralluoghi per determinare l'agibilità di questi manufatti. E appunto a seconda dei colori, vedete, ci possono essere appunto manufatti che risultano agibili in verde oppure inagibili in rosso, con varie categorie intermedie. E questo, il rilievo del danno, due parole giusto per presentarlo nella sua logica. In pratica che succede? Già l'ho introdotto. In un terremoto, soprattutto di particolare magnitudo, come poteva essere quello dell'Italia centrale, vedete alla vostra destra, alla destra dell'immagine, il terremoto ha colpito contemporaneamente un'area che coinvolgeva 4 regioni e svariate province. E quindi questo comportando anche danni molto consistenti al patrimonio edilizio, pubblico e privato, anche di interesse storico-artistico. E questo comporta la necessità, secondo una metodologia già ormai applicata da molti anni, di organizzare sopralluoghi numerosissimi nel centro Italia. Pierluigi, scusa, scusa se ti interrompo, ti chiedo di alzare Prego. proprio fisicamente la voce perché evidentemente il microfono è un po' basso. Se proprio alzi tu la voce magari sul microfono allora, stesso si sente un po' meglio. Sì, scusatemi. Grazie, grazie. Allora, ecco, dicevo appunto, un evento sismico di particolare gravità comporta la necessità di operare molti sopralluoghi, e questi sopralluoghi avvengono con delle squadre organizzate a livello di singolo comune che vanno a indagare la situazione del danno e determinare l'agibilità di ogni singolo manufatto, a partire da aggregati strutturali, che sono appunto quelli che vedevamo prima, aggregati edilizi, all'interno dei quali identificano delle unità strutturali, quindi singoli edifici potremmo dire, che hanno una risposta coerente dal punto di vista sismico, per assegnare a ciascuno di essi un esito di agibilità. Qui è una panoramica di tutte quelle che sono le normative, i manuali, le tecniche, quindi le schede per fare tutti questi rilievi, che sono ormai consolidate. Tra questi vi sottolineo in particolare il documento che vedete riportato qui in basso a sinistra, che è l'ultimo, diciamo, della serie, che è stato uno sforzo congiunto proprio per coordinare queste attività, non solo tra le squadre che vi dicevo prima, ma anche tra i vigili del fuoco che intervengono nell'immediato proprio dell'accadere dell'evento, per avere già da loro una visione speditiva e rapida di quelle che è la situazione del danneggiamento, per coordinare poi questa loro visione con quelle che saranno le attività successive e renderle più efficaci. Veniamo al lavoro diciamo, cartografico che è stato intrapreso, in stretto contatto con il CISIS e col lavoro che prima il collega Claudio Mazzi descriveva, cioè quello di questo DBPRIO 2.0. È stato prodotto un nuovo dataset nazionale, appunto questo degli aggregati strutturali per l'intero territorio nazionale, raccogliendo ed elaborando tutti i dati dell'edificato, delle cartografie tecniche delle regioni e province autonome,
e attraverso un'elaborazione di questi dati per derivarne appunto l'ulteriore dataset, quello degli aggregati, sottoposto, dopo essere stato sottoposto a una verifica di qualità, è stato poi armonizzato per darne appunto un rilievo nazionale di questo dataset appunto che metteva insieme una fonte molto variegata di prodotti per darne appunto un'unica uscita. Ecco, qui vi rappresento in maniera molto rapida quello che è stato un po' il lavoro svolto nella raccolta, per esempio, l'elaborazione del dato, un po' quello che già precedentemente il collega Mazzi descriveva. Quindi vedete che è un campionario molto variegato di cartografie e di diverse tipologie, di diverse edizioni intese come aggiornamento e anche di diverse scale. E soprattutto vi faccio notare con non tutte disponibili sul web, nel senso che spesso la disponibilità di questa cartografia ha richiesto degli interventi mirati che hanno comportato anche un contatto, delle collaborazioni, delle relazioni, degli accordi, insomma, con i vari enti per poterne disporre. E qui vedete un quadro, diciamo, della sua complessità complessivo, insomma, nel panorama nazionale. La verifica e la qualità dei dati anche è stata molto importante e anche onerosa, perché è stata fatta sia a livello dei contenuti informativi, dei nuovi contenuti appunto derivati, e correggendone eventuali errori in termini di completezza e di univocità sui campi soprattutto, ma poi anche a livello delle singole feature. Immaginate la complessità di mettere insieme a livello geometrico tutte queste tipologie di oggetti con tutta la loro storia e eterogeneità, e questo anche ha richiesto una complessa azione di valutazione e correzione e gestione di tutti gli errori che potevano presentarsi, sempre e soprattutto in termini di completezza e univocità. E oltretutto, dal momento che noi andavamo a fare una operazione derivata di unificazione sostanzialmente di poligoni di singoli edifici in questi aggregati edilizi, è stata fatta anche un'analisi di quello che è il risultato delle operazioni di elaborazione sull'adiacenza che poi questi poligoni potevano manifestare dopo la loro elaborazione. E eventualmente su quelli risultati ancora non ben uniti, accorpandoli ulteriormente con ulteriori elaborazioni. E questo è un ultimo punto che volevo evidenziarvi, perché un lavoro importante ha richiesto, diciamo, l'aspetto dei diritti e delle autorizzazioni necessarie e quindi l'armonizzazione delle licenze. Qui vedete un quadro di licenze, delle licenze con cui questi prodotti sono disponibili sul web, quelli che erano disponibili, e anche non presenti in taluni casi in cui appunto i dati non erano disponibili. Quindi ci sono molte tipologie di licenze, non tutte open, quindi non tutte avevano la possibilità, consentivano a noi che li utilizzavamo, li rielaboravamo e li volevamo pubblicare, avere a disposizione tutte le autorizzazioni necessarie. E questo ha fatto sì che fosse necessario intervenire in maniera mirata in quei casi appunto dove era necessario, appunto, operando una richiesta, un'interlocuzione con i singoli enti per avere l'autorizzazione poi da ciascuno per avere appunto tutti i diritti necessari per poi pubblicarli come prodotto derivato e nelle forme in cui volevamo pubblicarlo, cioè open, e ne parleremo subito dopo. Un altro aspetto, e per concludere questa panoramica appunto sulla complessità di questo lavoro di armonizzazione, riguarda la parte anche degli aspetti geometrici dei sistemi di riferimento. Vedete, ci sono tantissime tipologie di sistemi di riferimento adottati dalle diverse regioni e province autonome, 14 nel totale, che sono stati tutti ricondotti a un unico sistema di riferimento, quello consigliato anche dall'Istituto Geografico Militare, e quello poi coerente con quello che è il decreto del novembre del 2011 con le TRF 2000.
Qual è, diciamo, al momento la situazione e quello verso cui ci stiamo orientando? Il lavoro è completato e a breve noi procederemo con la pubblicazione sulla piattaforma GitHub di tutti gli shape comunali di tutta Italia di questo prodotto derivato. E per ragioni legate alla gestione dei repository saranno 5 repository per ciascuna delle macro regioni previste dal NUTS e appunto saranno suddivisi come li vedete nella figura a destra in questi settori nord-ovest, nord-est, centro, sud e isole. E perché questa iniziativa? Perché l'importanza che volevamo dare a questo progetto era anche che ci fosse un ampio coinvolgimento non solo di tutte le pubbliche amministrazioni, e il modo più semplice era proprio appunto nel pubblicare e rendere open il dato per il suo libero riutilizzo, ma anche di tutti i cittadini, e in questo abbiamo voluto proseguire quella che per il Dipartimento è un'esperienza che di recente per esempio avevamo avviato in maniera molto proficua con la pubblicazione dei dati aggregati nazionali e regionali sul monitoraggio dell'epidemia Covid. Questi repository che verranno pubblicati saranno tutti documentati con le informazioni necessarie e saranno anch'essi corredati da metadati secondo gli standard del repertorio nazionale dei dati territoriali, anch'esso frutto di quei decreti del 2016 e poi recentemente revisionato. Sono in corso le revisioni con le nuove linee guida che l'Agid sta per approvare. E a questo proposito è stata fatta anche una richiesta di inserire questo nuovo dataset tra i dataset di interesse nazionali, appunto, che saranno riportati nelle nuove linee guida di cui vi parlavo appena adesso. Io adesso con questo cedo la parola al collega di nuovo Claudio, e vi saluto e ci ragioniamo magari dopo per le domande. Grazie Pierluigi. Prego Claudio, procedi con la chiusura della presentazione. Grazie. Ok, si vede? Sì. Te lo conferma? Perfetto. Quindi come accennava anche il collega Pierluigi Cara, dopo una fase di scambio dati, informazioni fra il CPSG che ha fatto un po' da mediatore con alcune regioni e il Dipartimento della Protezione Civile, una fase insomma informale di collaborazione, dal 3 dicembre 2020 la collaborazione è divenuta formale. Lo scopo di questa collaborazione è concorrere da parte del CPSG e coadiuvare in parte la realizzazione della Carta Nazionale degli Aggregati Strutturali di cui ha parlato Pierluigi Cara ora. E in più con la partecipazione del CPSG al tavolo tecnico della protezione civile con le regioni e le province autonome sulle basi dati cartografiche che vanno a comporre gli aggregati strutturali. In seno a questa collaborazione sono stati realizzati al momento dei prototipi di procedure che collegano direttamente i vari database, in particolare sono in grado in questo momento di prendere l'identificativo dell'aggregato dalla Carta Nazionale degli Aggregati e trasferirli sul DB Prior, realizzando un'associazione di ogni oggetto appartenente alla classe edificato, associandolo con il suo identificativo aggregato, cioè l'IDAG. Quindi a quel punto si ottiene un'associazione diretta fra l'UID di ogni oggetto e l'IDAG corrispondente. E ciò consente inoltre di trasferire con un altro collegamento fra database gli IDAG così acquisiti all'interno del DB Prior all'interno dei DBGT regionali di origine. Quindi lo stesso DBGT regionale verrà corredato del proprio UID, del proprio IDAG, scusate, corrispondente prodotto dalla Protezione Civile.
Inoltre sono in fase di test delle procedure che, come avevo anticipato, ci sono già delle procedure che provvedono ad aggiornare sulla base degli aggiornamenti regionali, aggiornano il DB Prior. Queste ulteriori procedure vanno invece a fornire questi stessi aggiornamenti alla Carta Nazionale degli Aggregati, in modo da avere un dato di base, quindi un dato di partenza costantemente allineato fra le tre banche dati, quella regionale, o quindi quelle regionali, il DB Prior che fa da tramite e la Carta Nazionale degli Aggregati Strutturali. Qui un esempio di collegamento tra la carta degli aggregati e il DB Prior e quindi il database regionale, quindi qui vediamo per esempio il class ID, che è l'identificativo universale univoco dell'oggetto edificio, associato al suo aggregato strutturale. Inoltre alcuni database, sempre più diffusamente, stanno implementando un collegamento logico tra gli oggetti della classe edificio e l'edificio minore, insomma, con riferimenti catastali, con la banca dati catastale. Questo comporta che ad ogni edificio è collegato il suo identificativo catastale, così come vediamo qui in basso adesso, ad esempio. Ciò comporta che si può ottenere direttamente un'associazione tra l'identificativo dell'aggregato strutturale con il riferimento catastale, quindi il riferimento della particella catastale, che è una funzione di notevole utilità, insomma. In più un accenno alle unità volumetriche, dunque nei database geotopografici in alcuni casi sono previste le unità volumetriche, quindi la strutturazione del dato o dell'edificato prevede anche la produzione di unità volumetriche. Queste unità volumetriche, ai fini della produzione della carta delle unità strutturali, possono essere di grande aiuto perché spesso le unità strutturali possono essere costituite da una o più unità volumetriche o una parte di unità volumetriche. Il fatto di poter avere l'associazione diretta a livello di database tra le unità volumetriche e l'identificativo dell'aggregato strutturale consente anche il riferimento catastale associato alla stessa unità volumetrica, consente di ottenere tutta una serie di informazioni in maniera praticamente automatica, quindi con tutta una serie di utilità anche dal punto di vista poi della compilazione delle schede e della richiesta di risarcimento, tutta una serie di controlli incrociati che possono essere effettuati già direttamente a livello automatico. Qui una breve schematizzazione dei flussi di dati che sono stati previsti o in corso di sviluppo, quindi vediamo in basso i database geotopografici regionali che attraverso la specifica di sintesi vanno a comporre il DB Prior, che a sua volta interopera con il database degli aggregati, fornendo gli aggiornamenti e ricevendo indietro i codici identificativi degli aggregati. A loro volta questi codici identificativi degli aggregati tornano ai database geotopografici e poi entrambi i database prevedono delle modalità di pubblicazione al momento in corso di sviluppo e di test, e vediamo anche la possibilità, per quanto riguarda il DB Prior, di collegarsi con tutta una serie di database geotopografici di rilevanza nazionale che sono in fase di sviluppo in questo momento. Per esempio il già citato database dell'anagrafe dei numeri civici e delle strade urbane, il database del SINFI, il database del PEL, cioè la localizzazione degli elementi di illuminazione pubblica di Enea, il catasto, INOP e così via. Grazie, se Pierluigi vuole aggiungere qualcosa, io esco dalla presentazione. Per il momento no, ok, aspettiamo le domande.
Bene, grazie. Grazie Claudio, grazie Pierluigi. Stiamo già raccogliendo qualche domanda, ma io penso, anche se dalla regia mi danno un ok, che si possano tenere al termine degli interventi, tanto non avremo per più di un quarto d'ora ancora, per cui perfetto. Benissimo, allora provvedo anch'io a condividere la mia presentazione. Un attimo solo. Bene, come vi dicevo, io vi parlerò dell'evoluzione del database geotopografico per uno sviluppo sostenibile dei sistemi di gestione del territorio. Titolo un po' elaborato, ma la presentazione sarà un po' più agile e giocosa, anche per stimolare un po' di discussione. Allora, perché chiudiamo questo ciclo di webinar parlando di database topografici? Sono una tappa importante nell'evoluzione dell'informazione geografica. Ci hanno permesso proprio di iniziare un percorso di superamento di una concezione dell'informazione geografica che cominciava un po' a mostrare le crepe. I fabbisogni sono sempre diversi, nuovi, espressi da una platea di utenti e di fruitori sempre più grandi. E non importa se siamo soggetti pubblici, se siamo professionisti, imprese o cittadini. Prima dell'introduzione del modello dati adottato con il database topografico, la cartografia, come sapete, era un punto di arrivo, era il punto di arrivo di un processo conoscitivo complesso, che era però finalizzato essenzialmente alla descrizione del territorio. Il database topografico è invece pensato per essere un punto di partenza, ha finalità più complesse della descrizione, della pura e semplice descrizione del territorio. Ha adottato un modello dati che è votato proprio a finalità applicative. Ed eccoci qui, al nostro amico Jon Snow, di cui ci parlava Umberto Crivelloni all'inizio di questo ciclo di seminari. Non era un cartografo, era un epidemiologo inglese dell'Ottocento. Vi ricordate? Quello della pompa di Broad Street, l'epidemia di colera a Soho, a Londra, a metà dell'Ottocento. Il buon Snow utilizzò la cartografia applicativamente. Era un innovatore, fa quello che facciamo adesso, usiamo una base cartografica per realizzarvi applicazioni. Lui risolse un problema importante, trovò la fonte del contagio del colera che si stava diffondendo in quegli anni a Londra. Questo ci deve dare da pensare ed è uno spunto che adesso riprenderò nel proseguio della mia relazione. Chi si ferma è perduto, ho scritto in basso. Nell'ambito della società dell'informazione, l'informazione geografica si è dovuta rinnovare profondamente, ha dovuto correre, proprio perché sappiamo che incarna e continua a incarnare quel ruolo che ha sempre rivestito nei processi di conoscenza, di progresso e di governance. E qui non sto parlando solo di territorio, perché l'informazione geografica ha una valenza molto più grande. Chiaramente la digitalizzazione e la globalizzazione hanno inciso significativamente sul modo in cui viene definita e si definisce essa stessa l'informazione geografica e anche di come si rapporta con gli altri ambiti disciplinari. E così il contesto in cui ha dispiegato e continua a dispiegare il suo ruolo, voglio dire, è aumentato di complessità, proliferazione di soggetti produttori e gestori dell'informazione geografica, una pluralità anche di interconnessioni e mutamenti socioculturali, tutte trasformazioni che naturalmente sono state ancora più aumentate e accelerate dalla disponibilità e dal ruolo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. L'ICT ha avuto un ruolo molto importante. Ma come ho scritto, fermiamoci un attimo. Il database
il database topografico è una tappa, è un passaggio, non è un punto di arrivo. Qui ci sta una chimera, sì, è proprio una chimera. Rappresenta un passaggio evolutivo e ci porterà altrove perché è destinata a superare i suoi limiti. È un po' il Gorbaciov della moderna cartografia, ok? Resterà vittima della rivoluzione che ha messo in moto. È una tappa verso altro. Make it easy, ho scritto, facciamola un po' più facile. Abbiamo visto quello che ci ha raccontato anche Claudio Mazzi con Pierluigi Cara. Sono esperienze a livello nazionale, ma anche a livello locale si stanno compiendo. Esperienze di semplificazione di un modello concettuale assai complesso, troppo complesso. Chiaramente le esperienze fatte sono finalizzate proprio ad approcciare una produzione e una gestione, qui ho sottolineato l'accento sull'aggiornamento, e anche la fruizione del database topografico con modalità più flessibili, più sostenibili. E quando parlo di sostenibilità lo intendo sia da un punto di vista tecnologico, ma anche economico, ma anche di risorse umane che devono essere o possono essere impiegate dai singoli soggetti fruitori, produttori, gestori, quindi pensiamo al ruolo delle amministrazioni pubbliche, anche delle realtà locali. Chiaramente tutto questo ha anche un importante impatto sul piano della fruizione e della comunicazione, maggiore capacità comunicativa di questi contenuti, intelligibilità anche nei confronti di un'utenza non specialistica, ecco perché semplificare. E più funzionale soprattutto sul fronte dei servizi applicativi che sul database si devono sostanziare, è lì che poggiano. Torniamo alla chimera, perché non è finita, c'è dell'altro. Si parla di aggiornamento, ce ne ha parlato anche Trivelloni all'inizio. È importante, è fondamentale, soprattutto nella logica di un investimento che non è più un rifacimento totale, ma è una progressiva e continua, un continuo aggiornamento delle basi acquisite. Non esistono soluzioni univoche e universali per l'aggiornamento del database topografico. L'esperienza ce ne sta dando conto. Perché? Perché i suoi contenuti sono altamente eterogenei. Abbiamo grafi della viabilità, abbiamo edificato, abbiamo idrografia, abbiamo informazioni altimetriche, abbiamo informazioni geodetiche, abbiamo informazioni delle infrastrutture tecnologiche. Quindi quello che può andare bene a livello di fonti, di flussi per uno strato può essere che non vada bene per gli altri, anzi sicuramente è così. Tant'è che un po' alla volta ciascuno strato, fortunatamente, prende strade diverse legate alle necessità applicative dei fruitori, dei gestori stessi. E questo è positivo, non è un danno, anzi è un valore, però deve essere gestito in maniera corretta. Quindi ecco perché ho definito il database una chimera, perché è uno strumento, è una realtà che ha permesso di traghettare la cartografia tradizionale verso un modello dati nuovo, per cambiare pelle, per abbandonare il ruolo di quella base universale, no? Autoportante, stava in piedi da sola, e bastevole a se stessa ed esaustiva. Non è così, si sta dissolvendo quindi in una più ampia infrastruttura dati geografica. Ecco, l'importanza delle infrastrutture, delle spatial data infrastructure sta proprio in questo ruolo che hanno nei confronti di quelli che non sono più database, come diceva Umberto, tematici, di base. Questa distinzione si sta sfumando, non ha più significato, o lo ha sempre meno, in relazione a chi deve gestire e chi deve fruire. Una mutazione importante. E qui una bella tag cloud, è una nuvola di parole chiave che riassumono anche il percorso che abbiamo fatto e danno un sacco di spunti. Qui vedete al centro l'IDT, non a caso, ma ci sono i big data, c'è l'Earth Observation a cui abbiamo dedicato più appuntamenti, abbiamo il machine learning, abbiamo quindi le nuove tecnologie, le nuove prospettive, abbiamo l'innovazione legata a queste.
abbiamo naturalmente gli aspetti legati alla contaminazione. Noi sappiamo che la contaminazione, il mashup informativo, è una potentissima sorgente di innovazione, perché mescolare l'informazione, incrociarla, ci permette di generare altra informazione, nuove informazioni, anche con visioni nuove. La sostenibilità, ve ne ho parlato prima, fondamentale, il rapporto costi-benefici, ma anche le grandi iniziative, il Green Deal, l'Agenda 2030. Per questo lavoriamo con questi dati, a questo servono questi dati. L'ecosistema, l'ha già detto anche Umberto, e continuiamo a citarci. L'infrastruttura dati geografica è l'ecosistema dove è possibile questa contaminazione incrociata di dati e fonti. Dati tematici, dati specialistici, non necessariamente omogenei da nessun punto di vista, sia raster che vettoriali, multitemporali, disomogenei anche su questo piano. Certo, è così. Multirisoluzione, multifonte, quindi aperta ad accogliere una molteplicità e a gestirla e a renderla fruibile. Quindi non pensiamo che il database geografico sia una base informativa unitaria e quindi da aggiornare come se lo fosse. E non può avvocare a sé e gestire tutti i contenuti. E si dissolverà tutto il contenuto del database topografico, si dissolverà all'interno di un alveo più grande, che è quello dell'informazione geografica, che è quello a cui fa riferimento quella tag cloud che abbiamo visto prima, ricca, complessa, articolata. Quindi è una delle linee evolutive che la cartografia ha originato. Era fisiologico che si facesse questo passaggio e ora sta evolvendo ancora di più. E chiaramente l'evoluzione non è dettata soltanto dagli aspetti tecnologici, ma proprio dalle esigenze, dalla varietà di fruitori e dai loro fabbisogni. E quindi questo ci indica una direzione chiara in cui dovremmo lavorare e crescere assieme, come utenti, come fruitori, come gestori. Un'informazione geografica, ho scritto qui, liquida, come l'informazione di cui fruiamo nel web. E l'IDT è proprio uno strumento che si presta a questa fruizione liquida, più facile, easy, dinamica, on demand, trasversale, interconnessa. È questo che ci permette. E grazie a Dio anche, voglio dire, ormai con una facilità, con un approccio user friendly che ultimamente sta giustamente aumentando, come lo è stato nell'evoluzione, nella rivoluzione che nella società dell'informazione ha portato il web. Chiaro, è una direzione che conduce anche verso una fruizione, come ho scritto, meno dogmatica, molto più democratica dell'informazione geografica. E questo è importante perché aumenta la platea e dalla platea più ampia raccoglie un sacco di indicazioni, di suggerimenti, di opportunità. Basta guru, basta demiurghi, basta sacerdoti che distillano questa conoscenza. Noi sappiamo cosa vogliamo, ci sono dei fabbisogni crescenti. Abbiamo visto che spesso la pubblica amministrazione ha lasciato spazio ai grandi player mondiali su questo piano. Penso che sia importante, e lo stia già facendo, riappropriarsi anche di questo ruolo. Siamo noi gli utenti, siamo noi gli attori che possono interpretarla in funzione di quello che noi, di cui noi abbiamo bisogno, dei nostri fabbisogni. E le moderne STI o IDT, indipendente da come le vogliamo chiamare, ci mettono proprio in condizione di farlo. E quindi ritorno alla pompa di Broad Street, e ho scritto questa frase tratta da un testo, da un saggio a cui dopo vi darò i riferimenti, il miglior modo di disfarsi di un sacerdote è mettere tutti in grado di compiere i miracoli, e in qualche modo l'infrastruttura e la logica dell'informazione geografica gestita a livello di infrastruttura dati fa proprio questo, perché non è solo tecnologia, non è solo strumento, certo molto è quello e aiuta, ma è anche regole, accordi, protocolli d'intesa, open data,
fruizione dei dati opportunamente metadatati, quindi su cui abbiamo conoscenza e contezza di quanto contengano e per come debbano essere usati. E ricordate comunque che le grandi rivoluzioni comunque spesso, soprattutto quelle più moderne, passano proprio per i tool. Potete ben immaginare, lo sapete, quanto ha fatto ancor più del computer, lo smartphone, voglio dire, per farci entrare fattivamente nella società delle informazioni in maniera ancora più potente, ancora più significativa. Anche questo è un'indicazione importante ed è per questo che nell'ultima slide vi ho lasciato alcuni riferimenti a saggi interessanti che vedete partono dal 2006 e arrivano fino ai giorni nostri e tracciano un po' il percorso che l'informazione geografica e non solo quella, comunque la società dell'informazione ha compiuto. Io mi fermo qui, interrompo la condivisione in modo tale che possiamo tornare, eccoci, e a riunirci tutti intorno a un tavolo e iniziare poi quella tavola rotonda di cui parlavamo. Ma lascio la parola a Umberto Trivelloni, si è anche affacciato con noi Delio Brentan. Prego Umberto. Allora, grazie per Paolo, prima di tutto anche oggi insomma ringrazio i relatori, è stato molto interessante tutte le relazioni. Chiaro che anche per i contenuti, no? Poi ne parleremo perché ci sono anche delle domande che chiedo magari a Delio se ce le richiama, anche se le abbiamo già condivise in chat, che diventano chiaramente spunti anche di discussione. Io partirei però molto rapidamente riallacciandomi alla tua presentazione, molto di alto profilo, io condivido pienamente, a parte che insomma certi termini come demiurgo sono complicati, io poi devo cercare il dizionario, però insomma a parte questo dico una battuta, in realtà ne dico anche un'altra, già che ci siamo, no? Cioè tu hai citato Gorbaciov, io Nixon, quindi abbiamo evidentemente un'età insomma che grava sulle spalle, come un po' di tanti che si occupano in questo settore. No, una cosa molto importante, quello che tu hai detto, parliamo di contaminazione dei dati, ne ho parlato anch'io, in questa logica appunto di sviluppo, no? Dalla cartografia al punto d'arrivo al database, punto di partenza verso un orizzonte più nuovo che le SDI ci consentono di sviluppare, questo tuo approccio visionario è assolutamente condivisibile dal mio punto di vista, e quindi si parla di contaminazione dei dati, di contaminazione dell'informazione, ma vorrei aggiungere contaminazione delle conoscenze, dei saperi, no? Che è un po' quello che andiamo dicendo anche noi nel nostro piccolo già da tempo, già da SITA 2019 come CISIS, anche perché come CISIS rappresentiamo 3 diversi ambiti della informazione, cioè quello statistico, quello informatico e quello cartografico. E tra l'altro anche da noi in regione, anzi magari sarà un giorno quando le cose saranno più mature oggetto anche di un webinar o di un seminario o di qualcosa di simile, ma anche in molte altre regioni stanno andando avanti progetti interconnessi tra queste discipline. In particolare adesso è in avvio proprio un'attività interessante che vede assieme la parte geografica e la parte statistica. Ecco, mi premeva insomma, come dire, associarmi ai tuoi indirizzi, ai tuoi auspici molto interessanti che ci testimoniano di un campo in grande evoluzione. Ecco, però per iniziare, al di là di questo commento, insomma, per iniziare un po' a interloquire tra noi, mi riallaccio a un'osservazione che fa in chat un collega, direi un conoscente di vecchia data, ecco, per non dire anche un amico, che è il collega Eugenio Berti del Comune di Vicenza, che pone l'attenzione sul fatto che le infrastrutture possano raccogliere e interagire più direttamente, parliamo della nostra, con i dati dei comuni. Questo è un tema di grande interesse. Ora si tratta di capire qual è il livello di interazione e qual è soprattutto lo scopo che va condiviso, perché qui apro un po' butto sul piatto questo per Paolo. Il problema che sappiamo molto grande è la differenza di scale, non soltanto di scale di territorio, ma di scale organizzative, ad esempio, no? Ecco, questo è un aspetto molto, molto importante. Cioè in Italia ci sono, credo, quasi 8.500 comuni, 21 tra regioni e province autonome, le regioni e province autonome hanno dimensioni diverse,
ancora più difficile è governare questa partita se uno lavora al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile come l'amico Pierluigi Cara, che ha a che fare con un territorio estremamente variegato in tutti i termini. Ecco, i comuni anche hanno situazioni molto diversificate, andiamo dalle metropoli in Italia, nelle Veneto metropoli non ne abbiamo, abbiamo città grandi, abbiamo comuni medi, abbiamo comuni piccolissimi, come capita in molti altri posti. Quindi bisogna capire qual è il livello anche appunto di interazione organizzativa che si deve mettere in piedi, che poi è un concetto che si associa a quello più volte discusso anche con Gabriele Ciasullo di Agid e più volte presentato congiuntamente, è quello dell'interoperabilità organizzativa. Cosa intendo dire? Il comune piccolo ha il problema di avere poca risorsa, il comune grande ha il problema che ha anche la regione, che magari hanno anche gli organi centrali, di difficoltà di comunicazione e dialogo al proprio interno. Ed è un aspetto molto, molto importante che va considerato, altrimenti quella crescita delle SDI che tu tracci, identifichi, non può essere compiuta, cioè interoperabilità dei dati e delle strutture dei dati sicuramente, c'è Inspire, ci sono norme varie, tra cui la specifica di sintesi, c'è l'interoperabilità degli strumenti, cioè dei tools, c'è l'interoperabilità delle reti, nel senso sono sempre migliori, ci vuole l'interoperabilità organizzativa, che direi anche diventa relazionale. Questo mi pare un tema di grande interesse, appunto pensando all'esperienza nostra, no? Cioè noi abbiamo fatto queste cose, nostre intendo dire anche di Claudio e di Pierluigi, abbiamo fatto queste cose per agevolare questo tipo di risultati, di cui quello presentato da Pierluigi è, direi, eccellente, proprio perché adesso non vorrei dire che è il primo in Italia, ma sicuramente di questa articolazione, di questa complessità e di questa utilità, no? Pensando a quello che i colleghi di protezione civile chiamano anche tempo di guerra, diciamo, sicuramente è un esempio fenomenale, che ha dovuto cercare di superare questo tipo di problematiche. Non aggiungo altro, Piero, mi pare che questo sia un tema di grande interesse, cioè come riuscire a gestire al di là dei dettami della direttiva Inspire questo tipo di relazioni. Certo, no, indubbiamente è una corsa a tappe, secondo me. Guarda, l'esperienza che appunto ci hanno illustrato Claudio e Pierluigi, che conosco bene perché ho lavorato anch'io con il CISIS a definire la specifica di sintesi, è il primo passaggio, no? In qualche modo una prima tappa. Semplifichiamo per poi riuscire a mettere a sistema in maniera più operativa, più semplice, più fruibile dei servizi. E credo che sia significativa anche per un altro motivo, perché in qualche modo riconosce e assegna delle competenze. Proprio questo è il passaggio anche in relazione agli enti locali. Quando parlavo del database topografico come un insieme di strati informativi che un po' alla volta dovranno andare a dissolversi nell'infrastruttura dati, chiaramente parlavo di infrastruttura dati anche cooperanti, voglio dire, perché è chiaro che magari una realtà di un piccolo comune non può avere un'infrastruttura di questo tipo, lo ha il comune più grande, il comune capoluogo di provincia, il comune con un numero di abitanti in grado e per necessità gestionale di averlo, ma questo vuol dire che in qualche modo ogni strato informativo troverà una sua collocazione non solo all'interno della pubblica amministrazione regionale piuttosto che comunale, ma ognuno per competenza può cominciare, voglio dire, a far proprio il processo di aggiornamento e gestione. Chiaramente questo deve essere codificato, deve essere chiaro, deve essere trasparente. Ma tutto questo deve stare sotto un cappello che appunto passa come primo step per un approccio di semplificazione. Quando ho detto sostenibilità, qui so che faccio molto felice Eugenio Berti perché del Comune di Vicenza, perché è stato un suo cavallo di battaglia, condiviso e rilanciato su tutti i tavoli a livello nazionale, giustamente. La sostenibilità è fondamentale, la sostenibilità è il tema del decennio, ma lo è anche, voglio dire, nel nostro, tra virgolette, piccolo, proprio perché se riusciamo a gestire i dati in maniera efficiente, e lo possiamo fare se i modelli dati sono più semplici, sicuramente riusciamo a rispondere a tutto ciò. E ne parlo da chi
ha contribuito a costruire questo castello complesso delle specifiche di contenuto nazionale, ma era un'esperienza che andava fatta, ci ha permesso di prendere le misure su quello che era fattibile e quello che non lo era, per cui nessun amore per la creatura, ma voglio dire sicuramente un'analisi lucida per dire che certi passi forse erano troppo avanzati ed è giusto, voglio dire, commisurare gli sforzi e rivedere le cose in funzione di quello che vogliamo fare e che possiamo fare soprattutto. Guarda, intervengo ancora io, scusate, poi lascio la parola naturalmente ai colleghi, anche perché ho una questione di cui vorrei parlare con Pierluigi, insomma, soprattutto. Però ecco, volevo dire una cosa in merito a quello che tu hai appena detto, non dobbiamo neanche, come dire, autoflagellarci troppo, insomma, no? Parlo di tutti quelli che fanno questo lavoro, ho visto collegato peraltro anche, scusate se io cito i nomi, ma insomma in chat pubblica si vedono anche Giambattista Vico tra gli altri, mi scuso se altri non li ho notati, ma insomma persone che da moltissimo tempo si occupano con grande competenza di questo tipo di situazioni e quindi hanno visto le evoluzioni, come dicevo anche nella mia presentazione quando mi riferivo al colore dei nostri capelli, no, delle barbe. Ecco, la faccenda è che l'evoluzione è stata molto rapida, cioè è vero che al giorno d'oggi tutto evolve rapidamente, ma insomma la cartografia che io ho fatto vedere nella prima slide è una cartografia che arrivava in fondo a 200 anni di cartografia topografica, voglio dire. Insomma, c'è un percorso di un certo tipo, adesso adattare il tutto, cioè l'esperienza intesa dell'intesa GIS è stata una cosa fenomenale, cioè mettere assieme no, enti diversi, di competenze territoriali diverse, eccetera, eccetera, per produrre alla fine di quel percorso lungo una specifica condivisa che poi ha confluito nei decreti ministeriali. È una grande impresa, cioè poi che ci siano delle difficoltà operative e che poi soprattutto cambino le cose, no? Perché le cose continuano ad evolvere anche dal punto di vista tecnologico, è chiaro che le cose vanno sempre rimodellate, però insomma direi che è stata una fuga in avanti da un punto di vista strumentale, ma non da un punto di vista culturale. Senza quel passaggio non saremmo qui ora a fare questo tipo di ragionamenti. Ecco, io provo a questo, scusa Piero, ti rubo un attimo il ruolo da moderatore, ma io chiederei a Pierluigi, che ha già ampiamente spiegato le dinamiche, anzi lo ringrazio anche come CISIS per aver evidenziato insomma, la qualità della collaborazione, no? Che ci ha portato ad avere dei risultati molto interessanti per tutti, come si dice, vantaggiosi per tutte le parti, no? Win to win, insomma, che poi alla fine sono vantaggiosi per la società. Ecco, come vede lui, come vedi Pierluigi questa opportunità, forse necessità di contatto tra le strutture centrali che tu rappresenti da un punto di vista anche molto fortemente operativo e la periferia, tra virgolette, quindi l'apparato delle regioni e conseguentemente poi anche dei comuni e delle altre realtà locali. La vedi, è necessario rinforzarla, è necessario renderla più strutturata, non lo so, da un punto di vista normativo, oppure ricorrere più alle fonti che derivano dalle progettazioni, dalla condivisione? Come vedi questa cosa? Guarda, grazie della domanda, perché in effetti, ecco, tu parlavi prima di interoperabilità organizzativa e in effetti, parlando concretamente dell'esperienza che prima descrivevo, noi avevamo trovato questa difficoltà di far dialogare, per esempio, nell'ambito di ciascuno dei 21 soggetti, regioni e province autonome, le anime protezione civile presenti appunto a livello territoriale con le anime invece che gestivano i sistemi informativi, che anche lì sono declinati in vari assessorati, urbanistica, territorio, sistemi informativi, insomma una complessità organizzativa molto variegata. E in effetti poi c'è stato un approccio anche proprio strutturato, nel senso che appunto ne parlava Claudio, è stato fatto un tavolo in cui ci si è messi un po' tutti intorno, in cui per esempio nel caso della Regione Veneto la tua presenza contemporaneamente rappresentava l'unione di queste due anime, no? Ma poi si è visto che oltre a quello era necessaria comunque un'interlocuzione diretta, quindi bisogna dire che effettivamente questo passaggio, questo collegamento è necessario, indispensabile e non c'è un'unica via per ottenerlo.
nel senso che non basta un approccio solo normativo, non basta un approccio solo, che ne so, organizzativo, tavoli e quant'altro. Sono importantissime le relazioni, ma bisogna un po' giocarsi tutte le carte con il massimo, la massima fluidità possibile, e in questo non sempre non siamo privi di ostacoli, nel senso che poi siamo tutti al centro di organizzazioni complicate che hanno al loro interno mutazioni ed evoluzioni, riorganizzazioni che ci frenano spesso, no? Perché poi bisogna ricominciare tutto un po' da capo, ricostruire cambiano le figure di riferimento, per cui tu avevi un riferimento, poi te ne trovi un altro e devi ricominciare. Quindi ci vuole, ecco, molta pazienza, ma soprattutto, ecco, un portafoglio, diciamo, di strumenti e di possibilità che deve sempre essere il più ampio possibile. E in questo, ecco, mi permetto di aggiungere un ulteriore elemento in cui anche la collaborazione della cittadinanza, in senso molto ampio, quindi nella dimensione proprio dell'open government, no? Può essere un ausilio molto importante, perché anche lì dove non arriva, per tutta una serie di motivi, può non arrivare la pubblica amministrazione nella sua forma strutturata, può sicuramente dare un contributo alla cittadinanza nelle sue varie forme, più organizzata, i giornalisti, i data scientist, cioè tutti coloro che stanno fuori da un meccanismo più organizzato, più strutturato, ma che lo stesso sono attenti e competenti e possono dare un contributo. In questo, ecco, la sfida che abbiamo aperto, quando pubblicheremo a breve questi dati, per esempio sui repository, sui GitHub, sarà interessante, perché lì c'è questo strumento, consente un'interazione diretta proprio con i cittadini. Abbiamo già sperimentato, lo dicevo, con i dati Covid, e lì c'è un botta e risposta in cui bisogna esserci, bisogna saperla gestire questa cosa, e sicuramente se ne può ricavare un beneficio, un grande beneficio, nell'ottica appunto di fluidificare sempre di più questa informazione, tenere presenti le esigenze, sapere dare delle risposte e quindi alla fine offrire il servizio che dobbiamo offrire. Ottimo, grazie Pierluigi, fa piacere poi sentirsi allineati, voglio dire, tra livello locale e livello centrale, voglio dire, su tematiche così importanti. Come hai detto tu giustamente, voglio dire, liberare l'informazione geografica, voglio dire, rendendola fruibile per tutti, voglio dire, è un vantaggio per tutti, insomma. Lo è stato nella storia bene o male recente della società dell'informazione. È giusto che anche la nostra materia, no, l'informazione geografica, in qualche modo, voglio dire, approfitti e benefici proprio del fatto di non essere più materia da tecnici, ma sia qualcosa, voglio dire, che benefici sia delle richieste, dei fabbisogni, ma allo stesso tempo anche del lavoro di una platea più ampia. E su questo piano io, visto che comunque si parla, no, voglio dire, per la condivisione e la fruizione di dati di infrastrutture, dati territoriali, di STI, vorrei sentire anche il parere di Elio Brentan, che voglio dire in questo ambito, voglio dire, ha curato per la Regione Veneto e continua a curare, voglio dire, una infrastruttura insieme alla direzione pianificazione. Sì, grazie Pierpaolo, mi senti? Sì. Io ruberò pochissimo tempo, intanto volevo ringraziare tutti quanti i partecipanti di tutti gli 8 webinar, perché volevo fare un inciso: durante queste settimane l'utilizzo di IDT da parte dei cittadini, delle imprese o di tutti quelli che si sono collegati è aumentato in maniera esponenziale, posso usare tranquillamente questa parola. Abbiamo ricevuto moltissime mail, a parte di complimenti, ma anche di indicazioni per l'utilizzo di DT anche da parte di altri colleghi regionali che magari non lo conoscevano così approfonditamente o ne avevano soltanto sentito parlare. Abbiamo anche dei rapporti con la direzione ICT che ha notato appunto un utilizzo molto più spinto rispetto ai mesi scorsi, anche dal punto di vista dei servizi di cui parlavamo prima, quindi i famosi servizi UMS, UFS, che tanto
vengono utilizzati in questo periodo per evitare appunto lo scaricamento dei dati, hanno avuto un incremento del loro utilizzo. Noi siamo molto felici di questo e aspettiamo anche da parte dell'utenza un feedback su questo, di come viene utilizzato i DT, di quali possono essere le migliorie di DT. Abbiamo inserito molti dati ultimamente e come ben sai stiamo cercando di prendere tutti i vari temi della carta tecnica in senso ampio del termine per metterli dentro i DT in modo che vengano fruiti non soltanto da livello nazionale come ci ha mostrato appunto il collega Cara, ma anche a livello regionale e soprattutto a livello locale, che i comuni utilizzino soprattutto questi dati per i loro piani, per la loro pianificazione, ma anche per tutte quante quelle che sono le valutazioni di impatto ambientale o altro. Quindi diciamo che il nostro lavoro è questo, fornire alle PA locali, ai colleghi e soprattutto ai cittadini maggiori informazioni possibili, informazioni aperte che non vuol dire gratuito, lo ricordiamo, ma un dato aperto, un dato utilizzabile dalla pubblica amministrazione, ma anche dai cittadini con i soldi che sono stati stanziati da loro stessi per fare questi dati, quindi non dobbiamo tenerci nulla nel cassetto. Io ricordo che nulla deve essere tenuto nel cassetto. Vi ricordo ancora di andare a vedere le altre presentazioni perché si parla di licenze, si parla di metadati, sono tutte cose che fanno parte di un SDI e fanno da contorno a tutto quello che abbiamo trattato fino adesso. Io ringrazio te e i colleghi, non rubo altro tempo, vi ricordo, lo faccio adesso ma magari lo farò anche alla fine, che manderemo a tutti gli iscritti un questionario di Customer Satisfaction per capire come sono andate appunto queste 8 puntate di webinar, le chiamo io, ma soprattutto per capire se il territorio e i colleghi anche delle altre pubbliche amministrazioni hanno qualche altra necessità di formazione. Abbiamo ricevuto ieri, non faccio nome, una mail di un collega che ci ha veramente colpito perché ci ha ringraziato e ci ha fatto sentire parte di un unicum, di un IDT personale, diciamo così, di persone. Quindi manderemo questo questionario, la mail è sempre quella che vi diceva anche prima il collega Umberto, idt@regione.veneto.it. Se ci fate il favore di passare parola quelli che sono presenti in chat e anche agli altri di fare questo questionario, ben venga. Io vi ringrazio ancora e ci sentiamo ai prossimi appuntamenti che saranno a breve, non anticipo nulla. Grazie Delio. Diciamo solo che non finirà qui. Ecco Silvano che è entrato giustamente tra noi per dare il suo contributo. Sì, sicuramente è importante. Quello che Delio ci ha detto è una cosa importante perché ci fa capire che questi strumenti sono gli strumenti giusti per approcciare in maniera efficace la gestione dell'informazione geografica e proprio anche per l'utenza non specialistica, perché quello che tu riesci a realizzare con questi strumenti, voglio dire, è estremamente potente. Questo ci dà anche da pensare a un'altra cosa. Adesso io so che Umberto non voleva tirar fuori questo argomento, ma la buttiamo semplicemente così senza doverla approfondire. Tutto quanto abbiamo visto in questi 8 appuntamenti ci dice sul fatto che abbiamo bisogno di aggiornamenti normativi. Umberto ce n'ha parlato per il livello regionale, giustamente, perché, chiaro, la legge per la carta tecnica regionale è del 76, gli atti di indirizzo sono del 2004, voglio dire, sono passati tanti anni, mai quanto però per la legge nazionale, la legge 68 del 1960 che regolamenta a livello nazionale questa materia, voglio dire, ha 60 anni. Pensate cosa sono stati questi 60 anni, anche in riferimento a quello che vi ho raccontato sulla società dell'informazione, insomma. Quindi questo ci deve dare anche indicazioni forti che noi sappiamo, Umberto, io, Claudio, Delio, anche Pierluigi, Silvano, prima che lavoriamo sui tavoli nazionali, sappiamo quanto questa esigenza sia forte e sentita, ma probabilmente deve essere ancora veicolata a livello politico in maniera ancora più efficace perché venga ascoltata. Ma magari su questo lascio a Umberto, lascio a Pierluigi dire qualcosa in merito.
Sì, guarda, se parli di livello politico ci rilacciamo con una osservazione che è appena giunta da una collega in chat di enti locali sulla necessità di sensibilizzare il livello politico. La cosa è analoga, questo è un problema che tutti conosciamo, no? Sia a livello strettamente organizzativo, come ci richiamava prima Pierluigi, magari in Italia no, capita insomma continui cambi di assetto e quindi difficoltà di ripartire, sia sugli aspetti proprio di sensibilità vera dei decisori. Vero è che siamo in un momento, secondo me, di ripresa di interesse anche da parte di queste persone dopo un momento di difficoltà, quella che potremmo definire, lo dico tanto, insomma è inutile che stiamo a far finta di non conoscere, insomma un po' di ubriacatura da Google, no? Cioè da metà anni 2000 chiaramente il dato geografico diventa ovunque, fruibile in maniera molto semplice e quindi sembrava che tutto quello che facciamo noi non serva a niente. Adesso siamo sicuramente in una fase di riflusso molto positiva. Certo è importante, bisogna aumentare molto di più la possibilità di coinvolgimento, di interessamento delle parti politiche, delle parti decisorie. Questo però si può fare secondo me solo con l'azione di tutti, cioè so che non è semplice, dipende dagli assetti che ognuno ha e dalle possibilità che ognuno ha, però mi verrebbe da dire che ogni piccolo comune d'Italia dovrebbe provare a insistere, no? Poi qualche volta le cose vanno, qualche volta non vanno, però bisogna agire a tutti i livelli, ecco, non soltanto dall'alto. Certo dall'alto, tra virgolette, cioè dal centro, si possono fare, come tra noi abbiamo discusso varie volte anche con altri colleghi, iniziative come se ne fanno e se ne possono fare anche altre per aumentare il coinvolgimento, per individuare appunto linee progettuali condivise che vadano poi a interessare, no, tutte le regioni, le province, i comuni, in modo da fornire indirizzi che forse sono più efficaci rispetto ai termini sanzionatori che le norme potrebbero avere, ma che poi diventano difficili da applicare, in qualche modo da combinare. Su quello che tu dici, sugli aspetti normativi, è chiaro, sfondi una porta aperta, è logico che il dibattito va in qualche modo riaperto, se ne accenna da qualche tempo, però in maniera un po' flebile. La cartografia è fuori da molti scenari anche a causa dell'obsolescenza della normativa a livello nazionale, su questo non c'è alcun dubbio. È un tema naturalmente complesso, richiederebbe una discussione abbastanza sicuramente allargata rispetto a noi presenti, sicuramente molto anche abbastanza lunga, insomma, pensando anche alle relazioni con Inspire e anche alle problematicità insomma, che stanno in Inspire stessa. Però tutto questo, come tu hai detto nel tuo intervento, è quello che riguarda la cartografia in senso stretto, diciamo, l'informazione geografica in senso stretto, però le cose vanno allargate ad altri ambiti. Adesso io, in questo, scusami per Paolo, volevo chiamare in causa anche Claudio, proprio per una veloce battuta, perché non vorrei andare troppo oltre con i tempi, ma un paio di webinar fa abbiamo sentito il professore De Marchi dell'Università di Padova, con cui si è parlato di privacy e di altre faccende in conclusione di webinar, e soprattutto anche l'intervento dell'amico Daniele Codato, sempre all'Università di Padova, ricordate, sull'Atlante dei dati Covid, c'erano dei riferimenti alla difficoltà di reperimento di alcuni tipi di dati. Ecco, questo secondo me è un problema grosso, perché qua entriamo nella sfera culturale, cioè non è più soltanto una questione di strumenti, di dato geografico, ma parliamo di dati più in generale. Tu hai richiamato, no, tutte le varie faccende, dei metadati, dell'open data, il dato libero, anche Delio ne parlava e quant'altro, però poi questo a livello pratico che significa? Significa scontrarsi con situazioni diversificate. Adesso non ho parlato prima in riferimento all'attività di Pierluigi, però Claudio, com'è l'esperienza di chi deve stare, raccontacelo, dai, l'esperienza di chi deve cercare di mettere assieme 21 soggetti diversi, perché Pierluigi c'è il problema, tanto per essere chiari, che magari lui si interrelaziona, si interfaccia, diciamo, per funzione, no? Con chi fa protezione civile in 21 posti diversi d'Italia, e questi hanno un problema che a volte non si relazionano con chi fa cartografia. Claudio invece deve parlare solo con 21 cartografi, quindi teoricamente avvantaggiato, ma nella realtà che succede, Claudio? Nella realtà succede che come hai messo assieme
problema è sempre che alcune regioni hanno talmente sottovalutato e screditato i propri settori cartografici che non si riesce neanche a parlare con le persone responsabili di quel settore, perché vengono messi, che so, dei dirigenti d'appoggio per 1 mese, 2 mesi in attesa di pensionamento o in attesa di destinazione ad altro ruolo. Quindi ovviamente nessuno prende delle decisioni, nessuno neanche, per alcune regioni nessuno risponde neanche alle mail, diciamo, formali. Quindi la situazione purtroppo è complessa e poi difficoltà tecniche e pratiche che ha evidenziato anche Pierluigi, cioè la difformità totale, nonostante esista una norma nazionale che prevede che i dati debbano essere strutturati in un certo modo, l'interpretazione invece locale fa sì che di 21 tra regioni e province autonome abbiamo 15-16 tipi di dato diversi. Se ne viene a capo, ma è difficile. Diciamo che sarebbe opportuno, per quello anche noi favoriamo queste iniziative di comunicazione e di condivisione, sarebbe opportuno d'ora in poi, no, sarebbe auspicabile, anche questa è un po' una chimera, forse un'utopia, più che una chimera. Sarebbe opportuno che non si dovesse più intervenire a valle, no? Come hai fatto tu, come Pierluigi, come chi ha lavorato su queste partite, ma ci fosse una cultura a monte di questo tipo di azioni che si può basare appunto sull'apparato normativo, tecnico, che da quel punto di vista funziona. E faccio un esempio molto semplice: basterebbe avere un approccio di maggior liberazione dei dati, che per i dati geografici è alto rispetto ad altri dati, si parlava appunto l'altra volta dei dati sanitari. Però a volte sarebbe molto più semplice la cosa, basterebbe, voglio dire, se anche c'è un momento di passaggio, come capita in molte PA italiane in questo momento, per cui si fa fatica a trovare un responsabile, se i dati sono esposti, comunque sono fruibili. Quindi è proprio una questione che si può risolvere con un approccio di tipo diverso. Poi bisogna che chi riesce a trovare soluzioni buone le condivida, e qua c'è appunto la faccenda della comunicazione, la faccenda anche... Per Paolo, tu conosci molto meglio di me queste partite in qualche modo dei gruppi guida che devono cercare di aiutare, no? Anche quelle situazioni in cui parlavamo prima, insomma, della mancanza di sensibilità da parte magari degli amministratori locali e quant'altro. Insomma, bisogna far capire che questa cosa serve e che perché sia molto utile, come il lavoro che ci ha presentato Pierluigi Cara, non ci vuole tanto. Ecco, io adesso non voglio parlare naturalmente degli affari dei comuni, perché sarebbe inappropriato, però insomma, come dice un collega che ha fatto un bellissimo lavoro nel comune del Veneto, che non cito per non esporlo, però un database cartografico di nuovo impianto fatto nella maniera migliore possibile costa molto meno di una rotonda, no? E alcuni comuni hanno disseminato di rotonde del loro territorio per fare l'urbanizzazione primaria in attesa di urbanizzazioni che forse non arriveranno mai, ecco. Quindi bisogna anche capire che con poco si può fare veramente tanto, anche grazie alle tecnologie, ai sistemi, alle metodologie che ci sono adesso in uso. Scusa Piero se mi sono dilungato, ma volevo che questa carta che ha fatto vedere Pierluigi e Claudio, insomma è una cosa che nasce, io so 3 anni che quando mi capita, adesso l'ultimo anno molto meno, prima mi capitava più spesso andare a Roma, vedevo che Claudio, no, piano piano si gonfiava, no? Questa immagine di edifici, insomma è un lavoro complicato, cioè parliamo di milioni e milioni di oggetti che a parole sono buoni tutti, poi però no, farlo veramente diventa un po' più complicato. No, indubbiamente, tra l'altro stavo leggendo in chat una domanda interessante, tra l'altro che arriva da un ente locale, o comunque una considerazione interessante che arriva dal comune di Rubano, Stefano Marzari. No, indubbiamente sì, non basta solo semplificare e standardizzare, fare sinergia, ci vuole anche, voglio dire, chiaramente risorse e indubbiamente, voglio dire, certo, la cogenza della norma aiuta soprattutto i più piccoli, chi ha meno risorse, ed è il discorso della sostenibilità, ancora una volta. Io credo che comunque sia a livello, voglio dire, di fruitori cittadini, non tecnici,
sia che per il livello invece della pubblica amministrazione, il fatto di curare, e quindi riallaccio a quello che ha detto Umberto, la comunicazione è una cosa importante. Questa esperienza io penso sia stata importante proprio per questo aspetto, perché comunicare riporta un po' al centro l'informazione geografica. A volte un difetto di comunicazione anche con il livello politico probabilmente è avvenuto proprio per il fatto che l'informazione geografica stava troppo dentro, voglio dire, gli ambiti tecnici e tecnicistici. Liberarla, voglio dire, non è solo utile per l'utente generalista, ma anche per quello specialista in qualche modo. E sicuramente se operiamo anche a livello di norme, di accordi, di condivisione, di infrastrutture dati federate, penso che anche chi ha meno risorse, e parlo anche degli enti locali, voglio dire, che magari sono più in difficoltà, possono beneficiare di questo, a livello di sensibilizzazione e di disponibilità di strumenti, voglio dire. Ecco, io non so se a qui... Dimmi Umberto. No, guarda, io ti lascerei concludere se sei d'accordo con una battuta conclusiva, però fammi dire proprio due cose molto rapide. Anzi, una cosa rapida, vedo altri commenti in chat di colleghi di realtà sul territorio che denunciano appunto forse un po' di ritardi, insomma, in mancanza di visione da parte delle sfere organizzative locali, no? Su questi temi. Ecco, noi sicuramente si possono fare norme, sicuramente si possono fare sistemi premianti, questo va fatto sicuramente si possono semplificare, prima parlavamo degli atti di indirizzo della legge 11 nel caso nostro, aggiornati l'ultima volta nel 2010, quindi sicuramente rendere più agevole il lavoro che va fatto, però appunto è importante anche l'aspetto che hai appena detto tu adesso, ribadito, di comunicazione, condivisione, informazione, quindi per concludere per parte mia naturalmente questa giornata, io mi riallaccio a quanto ha detto Delio prima. I webinar hanno avuto un grande successo e molte persone li guardano anche, come dire, in un secondo momento, no? Perché sono i video registrati. Metteremo a disposizione anche i PowerPoint, come abbiamo scritto prima in chat, subito dopo Pasqua. Poi però pensiamo di fare anche degli atti di questo accadimento, non per fossilizzare la cosa e renderla un'ennesima, come posso dire, un ennesimo oggetto che rimane lì parcheggiato da qualche parte, no? Che sarebbe in contrasto con quello che abbiamo sempre detto in questi 2 mesi, ma per aumentare l'impatto. Allora, fare degli atti che chiederemo a tutti i relatori, insomma, di fare mezza paginetta con un'immagine, niente di più, però forse aiuterà a far breccia anche nel cuore degli amministratori, dei gestori dei sistemi locali e quant'altro per incrementare questo tipo di efficacia delle azioni. In questo modo prendiamo un po' esempio, prendiamo spunto da quanto fanno alcune organizzazioni a livello comunitario, come ad esempio il Consorzio Nereus a cui noi siamo legati, cioè si fanno pubblicazioni proprio per chi non è competente, ma per chi poi prende le decisioni. In questo mi consente anche di dire un'ultimissima cosa, le relazioni sono state 40 in questo ciclo di webinar, quindi una media di 5 per ogni giornata e quindi un numero direi molto consistente anche per la varietà del quadro dei relatori intervenuti e ovviamente inutile dire anche per la qualità, ma questo insomma mi sembra pleonastico perché è sotto gli occhi di tutti. Io per Paolo non aggiungo altro, ti lascio andare verso la conclusione come tu preferisci, prego. Benissimo, grazie Umberto. Allora, naturalmente qui vanno i ringraziamenti adesso anche ai relatori che vengono da più lontano oggi da Roma, Claudio Mazzi e Pierluigi Cara, naturalmente a chi ci ha ospitato e organizzato questo ciclo di webinar che appunto è stato molto importante, che avrà un seguito. Già Umberto ci ha detto che a breve ci sarà una nuova iniziativa con i comuni, con il Comune di Vicenza in particolare, ma rilancio anche che il fatto che questo tipo di iniziative, grazie proprio all'esperienza del Veneto, si stanno pianificando anche a livello sovraregionale, quindi in ambito CISIS, quindi proprio perché il riscontro dato, voglio dire, aumenta anche l'appetito e il desiderio, voglio dire, di ampliare sia sulle tematiche che chiaramente anche sulla platea.
Per cui ringrazio tutti e saluto tutti voi che avete partecipato molto numerosi. Io credo che sia importante ricordare che il numero di iscritti a tutti gli eventi è stato pari a 1000, se non vado errato. E quindi voglio dire, dopo con partecipazioni che sono state suddivise su più eventi, ma complessivamente gli iscritti, voglio dire, questo ci dà un conto di quanto, voglio dire, sia stato anche importante, e non solo, voglio dire, iscritti da Regione Veneto, ma anche da fuori Regione a livello nazionale. Per cui è un arrivederci, a presto. Grazie, buona giornata e buona Pasqua.